11ª stazione. Gesù è inchiodato alla croce. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Condussero dunque Gesù al luogo del Golgota, che significa luogo del cranio, e gli offrirono vino mescolato con mirra, ma egli non ne prese. Poi lo crocifissero e si divisero le sue vesti, tirando a sorte su di esse quelle che ciascuno dovesse prendere. Erano le 9 del mattino quando lo crocifissero, e l'iscrizione con il motivo della condanna diceva: il re dei Giudei. Con lui crocifissero anche 2 ladroni, uno alla sua destra e uno alla sinistra. Gesù, tu hai detto ai tuoi crocifissori: Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno. Salvaci con la tua croce, Signore. Gesù, tu hai detto al buon ladrone: in verità ti dico, oggi sarai con me in paradiso. Salvaci con la tua croce, Signore. Gesù, tu gridando a gran voce hai detto a tuo Padre: nelle tue mani consegno il mio spirito. Salvaci con la tua croce, Signore. Carnobos incravesis accente crudelida, presente adolorida, Christa Maria, rosa salvezza mia, cum pena se addosso, nervio Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. 12ª stazione. Gesù muore in croce. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. La tua santa croce è redento il mondo. Da mezzogiorno fino alle 3 del pomeriggio si fece buio su tutta la terra. Verso le 3 Gesù gridò a gran voce: Eli, Eli, lama sabachthani, che significa: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano: costui chiama Elia. E Gesù, emesso un altro grido, spirò. Il centurione e quelli che con lui facevano la guardia a Gesù furono presi da grande timore e dicevano: davvero costui era figlio di Dio. Tu che vai a cercare chi si è smarrito, Abbi pietà di noi. tu che sei venuto a salvare ciò che era perduto, Abbi pietà di noi. tu che sei morto per riunire tutti i tuoi figli che erano dispersi, Abbi pietà di noi. Stirmo sulle vesti,
Chiesero a Pilato che fossero loro spezzate le gambe e fossero tornati via. Vennero dunque i soldati e spezzarono le gambe al primo e poi all'altro, che era stato crocifisso insieme con lui. Venuti però da Gesù e vedendo che era già morto, non gli spezzarono le gambe, ma uno dei soldati gli colpì il fianco con la lancia e subito gli uscì sangue
Salve
queste interrotte su questo problema, è una cosa che non la salute, non si deve. Parte
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. come era nei principi, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Confesso a peccato, contrito e umiliato, però pietà.